Ma io sono venuto a proporre delle cose che potrebbero essere il futuro, anzi no, sono il futuro. Chiaro, facciamo veloce. Le invenzioni sono importanti, anche perché in questo periodo non ci sono state. Come mai se siete stati impegnati? Ho fatto conferenze stampa, convegni, congressi a Calpizzana, Caivano, Casalnuovo, Cardine, Casoria, Acerra e Melito. Avete presentato il libro, so che... Le invenzioni della capoccia. È un libro che sta vendendo tante copie, anzi al Teatro Lendi il 28 febbraio metteremo una bancarella. La bancarella della capoccia, con tutti i libri, con le invenzioni che potete fare anche voi. Perché vieni a casa, ecco, facciamo questo veloce, non possiamo perdere tempo. Andrea, me lo scusi, Andrea. Me lo scusi, Andrea. La prima invenzione che vado a proporre che cos'è? È il dito friccio. Cosa? Il dito friccio. Il dito friccio? Allora, è un'invenzione che permette di... a far trire a bambulele le banane. Vai. Il dito friccio. Che cos'è? Questa invenzione permette di risparmiare lo spazzolino da denti. E come funziona? Allora, praticamente si prende il dito, precisamente quello indice che è più indicato. Si prende questo complicato congegno meccanico. No, questo è un poco di... Questo complicato congegno meccanico. Questo è un dentifricio normale. Piacere, Tanino, la capoccia. Hanno capito come si chiama? Andate avanti. Praticamente si apre. Si mette un poco di contenuto sul dito. Guarda. E se lo... Schifezze. Così si risparmia il dentifricio. Tanino, la capoccia. Andate avanti, andiamo avanti. All'altra invenzione che dobbiamo chiudere. Insomma, questa è una pubblicità. L'altra invenzione. Ecco, che c'è? È l'anticallo, perché... L'anticallo? L'anticallo. Cioè callo quelli dei piedi? Il callo dei piedi, E come funziona? Questa è una invenzione spirituale. Perché spirituale? Perché non ci sono mezzi, è una cosa che deve partire da vediamo. Praticamente. Anticallo. Anticallo, sì, c'è scritto anche nel libro la capoccia, le invenzioni della capoccia. Hanno capito. Si prende... No, quello fa così, poi ci passa. Che cosa si prende? Si prende il piede, esattamente quello sinistro, è più bello. Si avvicina alla bocca in modo praticamente quasi... Ecco, e praticamente si fa questo verso. Perché si fa questo verso? Perché sentendo la gallina il callo se ne va. Ma che scemità! Dobbiamo chiudere. Vada avanti. Dobbiamo chiudere, insomma, l'ultima invenzione l'ho fatta perché ho visto tanta monnezza per le strade. Anche lei l'ha vista. E allora mi sono detto bisogna fare qualcosa di attuale. Vediamo che attuale. E allora ho inventato lo sparisci monnezza. Lo sparisci monnezza? Magari. Allora, lo sparisci monnezza è un'invenzione che funziona grazie a questo complicato... Grazie a questo complicato congegno meccanico. Questa è una sciarpa, non è un congegno meccanico. Che funziona grazie a questo complicato congegno meccanico. È una sciarpa questa qua. Piacere, Tanino, la capoccia. Hanno capito come si chiama. Praticamente questo permette di non vedere più l'immondizia per le strade, cioè la fa sparire completamente. E come? 1, 2 e 3. E l'immondizia non si vede più. Andatemi, e dici, butta fuori. Mi raccomando, le mie invenzioni sono... Per cortesia, mi cazzi questo personaggio. Vada via. Buonasera. Non lo so.